Sul ponte dello Stretto interviene oggi il presidente Rino Lamendola dell'Ordine degli Architetti. Ci risiamo, afferma Lamendola, ogni qualvolta che viene rilanciato il progetto per costruire una delle infrastrutture più importanti, non solo per il Sud ma per l'intero Paese, immediatamente insorgono i benaltristi, categoria che unitamente a una politica prolissa di promesse elettorali mai rispettate continua a zavorrare lo sviluppo economico della nostra terra. Il presidente Rino Lamendola continua dicendo che in mancanza di un collegamento veloce tra la Sicilia e il resto del paese la nostra terra non sarà mai dotata di quella linea ferrata ad alta velocità che consentirebbe al cittadino agrigentino di raggiungere in tempi ragionevoli le città del centro e del nord. Partendo comodamente dalla stazione ferroviaria di Agrigento, il collegamento veloce, continua Lamendola, tra la Sicilia e il continente europeo produrrebbe peraltro una serie di effetti positivi per la nostra terra, richiamando nuove risorse e nuovi finanziamenti per il completamento dell'anello autostradale e il potenziamento dei porti della Sicilia centro-meridionale, oggi sistematicamente ignorati dalle navi di crociera e dalle grosse imbarcazioni mercantili che transitano nel Mediterraneo diretto ai paesi del nord Europa. I nostri porti, continua Lamendola, non sono dimensionati per l'attracco delle grosse imbarcazioni e qualora lo fossero non sarebbero comunque competitivi, in quanto la merce scaricata non potrebbe raggiungere in tempi ragionevoli i paesi del nord Europa per la mancanza di collegamenti veloci che non potranno mai essere garantiti se non viene realizzato il ponte sullo Stretto. Questo non significa, continua Lamendola, abbandonare l'idea di un aeroporto a servizio della Sicilia centro-meridionale, un'infrastruttura di importanza prioritaria per il nostro territorio, nella consapevolezza che quello agrigentino è uno dei pochi contesti territoriali italiani per cui non è raggiungibile uno scalo portuale in meno di un'ora. Non facciamo però l'errore, ribadisce Lamendola, di auspicare il blocco del ponte in favore dell'aeroporto o viceversa. Il nostro territorio ha bisogno di entrambe le infrastrutture, unitamente alla ferrovia veloce, alla chiusura dell'anello autostradale, al potenziamento del sistema portuale. Tornando al ponte sullo Stretto, afferma Lamendola, non possiamo ignorare anche la progettazione dell'infrastruttura. Dal 1981 a oggi sono state buttate al vento tante risorse per un importo complessivo di circa 1 miliardo di euro. Quindi auspichiamo che gli impegni assunti dal governo Meloni siano questa volta concreti e i benaltristi riflettano sulle posizioni assunte nella consapevolezza che ogni ulteriore blocco del progetto alimenterebbe l'ennesima delusione di cittadini che vivono in territori particolarmente gravati da un pesante gap infrastrutturale come il nostro. L'auspicio quindi che sia la volta buona per realizzare concretamente il ponte, per sancire un'inversione di tendenza delle politiche del governo centrale nei confronti della nostra terra, rilanciando quel piano di investimenti speciali invocato con forza non solo dagli architetti, conclude il presidente dell'Ordine Lamendola, ma anche da tutte le professionalità dell'area tecnica e delle rappresentanze provinciali della società civile per il potenziamento del sistema integrato delle infrastrutture a servizio del territorio agrigentino.